Vi ringrazio per essere qui con noi oggi. Oggi, che per Udine Gorizia Fiera è una giornata molto importante perché è un punto di arrivo, un traguardo, ma nel contempo è anche un punto di partenza. Si chiude infatti oggi una fase iniziata quasi 3 anni fa. Ricordo, ero appena arrivata in fiera quando un nutrito gruppo di espositori storici di Agrest, in particolare i rivenditori di macchine agricole, si sono presentati da me dicendomi che non avevano più intenzione di partecipare alla fiera perché Agrest era ormai datata, superata, e dicendoci che la vicina fiera agricola di Verona era per loro più che sufficiente, sia per le loro esigenze che per quelle dei costruttori di macchine agricole. È iniziato così un percorso anche difficile, un percorso di ascolto con gli operatori e con le categorie. Non nego che ci sono stati momenti anche di tensione e di difficoltà, ma noi ci siamo impegnati e l'abbiamo fatto veramente con caparbietà, partendo da una premessa: che la nostra regione non poteva permettersi di perdere l'unico appuntamento fieristico dedicato al settore agrario. Anche perché, come sapete tutti, la terra, l'agricoltura e la campagna sono un dato fondante non solo della nostra economia, ma anche e soprattutto della nostra cultura e della nostra tradizione. È iniziato allora, come dicevo, 3 anni fa questo cammino fatto di studi, di confronti, di approfondimenti. Noi non abbiamo mai mollato per riaffermare appunto la validità di una fiera dedicata ad un cluster produttivo che è sicuramente tra i più decisivi per il futuro, ancorché in un territorio come il nostro di piccole dimensioni e in una economia che si fa sempre più globale. Si è quindi pervenuti al convincimento che Agrest, che quest'anno raggiunge la sua 49esima edizione, aveva la necessità di affrontare in modo diverso 2 aspetti complementari: la meccanizzazione da una parte e le politiche per il territorio e l'ambiente dall'altro. Quindi proponendo che negli anni dispari venga organizzata un focus tech sulla meccanizzazione, cosa che è partita con un buon successo e con riscontro di pubblico e anche soddisfazione degli espositori lo scorso anno. E poi negli anni pari, quest'anno appunto, il primo anno che teniamo a battesimo, il Focus Land, dedicato appunto alla terra, a queste questioni che possiamo definire senz'altro di rilevanza globale. Temi che sono sicuramente di rilievo mondiale, ma che devono vedere necessariamente le comunità locali come protagoniste. E quindi con questa alternanza tra Agrest Tech e Agrest Land abbiamo concretizzato la necessità di diversificazione e di specializzazione che tanto ci è stata sollecitata in primis dalle categorie economiche. Devo quindi a questo punto ringraziare il gruppo delle aziende aderenti all'UNACMA Friuli Venezia Giulia per aver condiviso questo percorso, e un grazie particolare va sicuramente alla Regione Friuli Venezia Giulia, alla Direzione Centrale delle Attività Produttive e alle Risorse Agricole e all'ERSAM per averci supportato e aver da subito dato pieno appoggio a questo nuovo format di Agrest Land. Per questo oggi, inaugurando questa prima edizione di Agrest Land, giungiamo, come dicevo, ad un traguardo. Il debutto di Agrest Land è la sfida che ci accomuna ai tanti che in agricoltura lavorano interagendo con settori chiave strategici, quali la gestione del territorio e la tutela dell'ambiente, l'interazione tra paesaggio urbano ed extraurbano, le risorse alternative, i parchi, le foreste, la prevenzione e tutto quello che è appunto la politica del territorio. L'impatto visivo di Agrest quest'anno sarà certamente diverso rispetto a quello che sono abituati a vedere in fiera i nostri visitatori. Non ci sarà l'impatto importante delle grandi macchine. Agrest però rappresenterà quest'anno l'altra faccia dell'agricoltura, una faccia che è sicuramente non meno affascinante, anche perché è assolutamente proiettata verso il futuro e verso il domani. Siamo perfettamente consapevoli che è una prova tutt'altro che facile, soprattutto in tempi come questi, ma siamo sostenuti dalla convinzione che i temi e gli obiettivi di Agrest Land saranno sempre più al centro e nel futuro dell'agricoltura, sia in termini economici che occupazionali, ma anche sociali e culturali. Ma come vi dicevo, oggi è anche per noi un punto di partenza. Udine Gorizia Fiere, infatti, con questo appuntamento, inizia il 2014 con un rinnovato slancio e con la convinzione che le fiere, questo lo dico anche perché sono felicissima della presenza qui del nostro vicepresidente Sergio Bolzonello, dicevo, con la convinzione che le fiere sono e debbono restare uno strumento di promozione e sviluppo
per la regione Friuli Venezia Giulia. Certo, non si può stare fermi, non possiamo ripetere i vecchi schemi, dobbiamo necessariamente innovare, si deve aggiornare le formule fieristiche e noi oggi qui stiamo dando un esempio che il cambiamento è possibile. È indispensabile passare da fiere di sole merci a fiere dove al centro ci siano quelle che vengono chiamate relazioni generative, occasioni di scambio di informazioni, dove le aziende si sentano provocate a crescere, a contaminarsi e a mettersi in discussione. Fiere dove tra visitatore ed espositore, ma anche tra gli stessi visitatori e tra gli stessi espositori, si possa creare quel circolo virtuoso dove la competizione lascia il passo ad alleanze, a filiere, quasi a distretti temporanei. Le fiere in quest'ottica sono piattaforme uniche ed insostituibili e noi confidiamo che questa regione sappia costruire un sistema concertato per non perdere importanti opportunità.